Io accolgo con disponibilità e mi affido allo Spirito Santo, a Sant'Antonio, perché mi guidi in questo ministero che accolgo con entusiasmo e anche con un po' di trepidazione. Nel nome di Antonio, con l'aiuto dello Spirito Santo, padre Oliviero Svanera è pronto a guidare i frati della Basilica del Santo e lui, il nuovo rettore, succede a padre Enzo Poiana, stroncato quest'estate da un infarto a soli 58 anni. Padre Oliviero è stato indicato da Papa Francesco. Oggi, alla messa solenne delle 17:30, il delegato pontificio presenterà il nuovo rettore ai fedeli. Avere l'umiltà di ascoltare le persone, di conoscere dove sono capitato, perché avevo un'altra responsabilità fino a qualche ora fa, e poi da qui partire per così continuare questa eredità che mi ha lasciato padre Enzo. Padre Oliviero ha già ricevuto le congratulazioni del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e del presidente del Veneto Luca Zaia, che lo ha definito un degno successore alla guida di uno dei simboli universali della cristianità.